Nel Bellunese, a Pedavena, la rievocazione con tanto di figuranti di un ospedale militare della Grande Guerra. Vediamo. La febbre? 41. Inizio di setticemia di età, dottor. Di scrivergli qualche lettera per casa, di leggergli le lettere, principalmente sono queste le cose più richieste dai soldati. Questo che ha dato da bere cos'è? Questo è sangue del Piave. È un liquore fatto di clinto, grappa e zucchero. È passato quasi un secolo da quella terribile guerra, la prima guerra mondiale del 15 e 18. Morirono in trincea 650.000 italiani, milioni i feriti. E quanti furono i soldati che finirono per impazzire? La colonia alpina veneziana, intitolata San Marco, ospita una rievocazione storica. Va ricordato perché nessuno più ricordava cosa è successo veramente in queste terre. Bisturi e baionette sulle montagne di Pedavena, un binomio tragico per ricordare i tempi in cui gli uomini erano carne da macello, sacrificati per allargare i confini degli imperi. Veniva fatta un'anestesia molto semplice con gocciolamento di etere su una garza, questo consentiva almeno di poter operare senza che il paziente avesse dolore. Intanto le cucine della colonia sfornano due pasti, uno leggero per i soldati. Il bollito, c'è la panadea, pane cotto e verdura cotta, purè. Nel pranzo del primario invece ci sono i maccheroni e la carne condita. Insomma, anche in guerra non...